ridare la parola alla parte civile, ma lei diceva prima, ha rimarcato il fatto, quando lei è andata a parlare col Presidente della Repubblica, ancora i verbali non li aveva visti? No. Ecco, siccome guardi, quei verbali contengono tanti nomi, Sì. ce l'abbiamo come corpo di reato. Sì. Lei ha riferito al Presidente della Repubblica anche quali erano i nominativi che figuravano in quei verbali? Le ripeto, io la riservatezza del colloquio, però cerco di rispondere alla domanda. Io ho riferito... Le faccio la domanda generica in modo che lei non rispondo perché non voglio che si possa pensare che non voglio rispondere. Rispondo. Io ho riferito al Presidente tutto quello, né più né meno, che mi ha detto il consigliere Davigo. Il consigliere Davigo mi parlò di questi come suo primo pensiero di tutela dell'istituzione di questi rappresentanti delle forze dell'ordine, e poi, come le ho detto prima, mi parlò di Ardita, di Mancinetti. Se posso fare i nomi, io non so. Meglio di no. Guardi che noi non ci occupiamo del processo Ungheria, non ci occupiamo del processo Eni Nigeria. Questo non ha nulla a che vedere con il nostro processo, se non come mera premessa. L'altra volta abbiamo sentito il dottor Storari, ci ha dovuto spiegare perché aveva dato verbali, però noi non ci occupiamo di quella vicenda. Però la cosa che mi incuriosisce è questo, cioè che lei dice, innanzitutto li ha imparati a memoria i nomi nominativi. No, me ne ricordavo, perché sono nomi famosi. Ce li ricordati tutti? No, tutti no, perché da che mi risulta dovevano essere una quarantina, 50, io mi ricordavo più famosi, insomma, quelli che... Ha detto comunque c'è un problema di questo tipo, eccetera. Però guardi, il Presidente della Repubblica, oltre a essere il capo delle forze armate, è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Perché lei rimarca che l'interesse fosse quello di segnalare al Presidente della Repubblica il coinvolgimento di rappresentanti delle forze armate, quando invece poteva avere interesse prominente anche in relazione alla vostra posizione di segnalare un'anomalia possibile che era avvenuta in Senato Consiglio? No, le spiego perché. Perché il Presidente, non volevo adesso, ma come me, come Presidente del Consiglio Superiore, è un organo di alta amministrazione, non può interferire anche la sentenza 1 del 2013 lo dice chiaramente, non può interferire nelle attività giurisdizionali. Quindi se il problema principale era la questione dell'indagine su Milano, quello che stava succedendo, né il Presidente né tantomeno io avrei mai potuto alzare la cornetta e chiamare il procuratore Greco per dirgli fai l'indagine, non la fare, di come stanno le cose. Sarebbe stata una cosa fuori dalla legge, certo, sia compensata a me che dal Presidente. Però ha interesse il Presidente della Repubblica a sapere quello che succede, essere informato, io guardi, anche con riferimento a eventuali comportamenti appunto dei consiglieri. Esattamente, e io questo glielo... Senta, prima poi sempre le do la parola all'avvocato, ma uno dei temi di questo processo è quello che può essere il movente del dottor Davigo, cioè che tipo di rapporti c'erano tra il dottor Davigo e il dottor Ardita? Erano rapporti di inimicizia? Allora io le dico le posso dire solo quello che so, di più no. All'inizio erano molto legati. E devo dire con loro due inizialmente ho avuto un rapporto anche abbastanza freddo. Loro fecero una dichiarazione quando io mi diventai vicepresidente, diciamo che non erano contenti del fatto che io fossi diventato vicepresidente, però devo dire che col passare degli anni, con la frequentazione, io ho avuto sempre un rapporto buono con tutti e due. Poi improvvisamente, però io queste sono voci che ho raccolto dai consiglieri, dall'ambiente del Consiglio, probabilmente ci fu una rottura per la vicenda della votazione del procuratore di Roma, perché così si sapeva che il consigliere Ardita era favorevole alla candidatura del procuratore Viola, che inizialmente appoggiò anche il consigliere Davigo, che la votò in commissione. Poi quando venne fuori tutto il tema delle intercettazioni, il Trojan, eccetera, ecco, mi dicono, io però queste non l'ho sentite con le mie orecchie, che il rapporto si ruppe e tutte e due in modo diverso mi hanno detto un giorno ti racconterò perché ho litigato con Ardita, e Ardita mi ha detto un giorno ti racconterò perché ho litigato con Davigo, però poi alla fine non me l'hanno raccontato mai. Certo, però il senso della domanda è questo, cioè
No, alla Cioè, fine se erano ha pessimi capito la rapporti. motivazione, ecco, provi a pensare che Davigo riceve quei verbali, vede il nome di Ardita, una persona con cui non è in buoni rapporti, e può avere una motivazione di parlare di questa vicenda, poteva essere nella logica, credo, abbiamo una parte civile, quindi insomma da questo punto di vista evidentemente loro la pensano così, che la sua motivazione di fondo è a questo punto di creare un danno al suo ex appunto amico. Ecco, lei quindi quando ha parlato con lei, adesso non vorrei che mi si bloccasse la domanda, che parlo di però è anche la percezione di un fatto, è un fatto storico, quindi lei ha avuto la percezione che il dottor Davigo avesse un particolare interesse in questa vicenda perché era coinvolto il dottor Ardita. Se avesse un particolare interesse non ho avuto la percezione, ho avuto la percezione che quando abbiamo parlato di Ardita lui sottolineò il fatto che, come le ho detto prima, il fatto che appartenere alla massoneria era un fatto che mentre io così a pelle, solo a pelle lo escludevo, invece lui... Scusi, è una frase pesantissima questa. Quale? Cioè se io parlo di massoneria e dico, insomma... A me sembra strano. Mi sembra strano. Però attenzione che i massoni dormienti rimangono massoni, cioè si stava parlando di Ardita. Si stava parlando di Ardita. Quindi insomma voglio dire che avere un'idea di fondamento, una persona vuol dire che lei prima parlava di Prestipino, anche, massoni dormienti, uno continua a essere massone anche da morto, a questo punto evidentemente se vale questo principio. Ecco, lei non ha avuto la sensazione con questa frase? Non ha avuto? Chi? Massone dormiente. Ma ha detto che mi disse vanno in sonno, io non sono esperto in massoneria. Sì, però scusi un attimo, se uno mi viene a dire di fronte a parlare di una consigliere, lei dice non ci credo, mi sembra strano, e uno le dice se è un massone dormiente, poi comunque rimane massone, si stava parlando del dottor Ardita. Sì, si stava parlando del quindi dal punto di vista del dottor Davigo riteneva che fosse verosimile. Io le dico la frase che lui mi ha detto. La interpretiamo noi, l'avrà interpretata come noi, immagino, non credo che ci sia una se mi chiede una valutazione, divergenze di interpretazione su una frase appunto del genere. E questa fu. Senta, poi il dottor Ardita si è lamentato con lei del comportamento del dottor Davigo? Ha avuto modo di esprimere proprio direttamente no, si lamentò pubblicamente del fatto che alcuni consiglieri avevano seguito quello che, però io non lo so, questo lo dico del relato, avevano seguito l'indicazione di Davigo di tenere le distanze da lui. Sì, senta, il dottor Davigo quando è venuto a portarli i verbali, a parte che fine hanno fatto questi verbali? Io guardi, mi sono messo alla scrivania, li ho strappati, li ho buttati nel contenitore della carta e poi li ho portati quando non c'era più nessuno nella segreteria, perché abbiamo nella segreteria il contenitore con tutta la carta, li ho tutti strappati e mescolati e sono andati via. Scusi, ma lei sapeva che erano segretati quei verbali? No, perché non li ho letti. Non sapeva che erano segretati? Perché ha capito altrimenti quale sarebbe stata la conseguenza. Certamente, anche se non erano firmati, di reato di una rivelazione di segreto d'ufficio. Aspetti, lui mi disse, io mi tranquillizzai quando lui mi disse che ne avrebbe informato Salvi o che l'aveva già informato, quindi sotto quell'aspetto io ero tranquillo perché l'autorità giudiziaria ne sarebbe venuta a conoscenza. Dopodiché io non li ho letti perché li ho cestinati subito e non erano minimamente firmati, non erano atti ufficiali provenienti dalla procura. Però lei non sapeva, guardi, devo farle questa domanda, lei non sapeva che erano segretati? No. Perché diversamente, diversamente dovrei sospendere questo esame. Ma io lei si rende conto? Ma io me ne rendo conto benissimo. Sarebbe la soppressione di un corpo di reato, e io le dico eccetera, eccetera. E io non sapevo assolutamente perché non li ho letti, no. E senta, perché li ha distrutti? Per questa cosa. Gliel'ho detto, perché mi ha un po', guardi, l'avevo sentito al di fuori del processo. Quando abbiamo sentito questa notizia che lei ha distrutto i verbali, ma non erano verbali, erano atti non erano firmati. Sì, aspetti un attimo, guardi, le faccio una così
visto che sono un po' di anni in magistratura, un altro episodio che c'era accaduto qui a Brescia. All'epoca, non so se ricordi il processo Enimont, la madre di tutte le tangenti. Cosa succede? Che Gardini cerca di fare la scalata, di impossessarsi, e viene bloccato da un nostro collega che si chiama Diego Curtò, che riceve 400 milioni appunto per bloccare. Poi Gardini a questo punto sa che non può scalare, fa tutta, e viene fuori la maxi tangente. Quando abbiamo sentito Diego Curtò e abbiamo chiesto cosa avesse fatto di questi soldi, ci ha detto che, aperta la valigetta, si era spaventato e li aveva buttati nella spazzatura. Ecco, adesso vi cito questo episodio perché guardi, quando io ho letto al di fuori di questo processo il fatto che l'aveva distrutto questi, mi è venuto in mente un po' questo episodio. Ma lei perché ha distrutto questi? Perché si è reso conto che che non poteva averli ricevuti, o perché li riteneva assolutamente non utilizzabili? Erano non utilizzabili, erano arrivati in modo non ufficiale. L'autorità giudiziaria ne era a conoscenza, perché così Savigo mi disse che Salvi era a conoscenza e poi mi confermò che Salvi si era mosso, eccetera. Questo però nei giorni successivi. E quindi io che ne facevo di questi verbali? Io non potevo, guardi Presidente, io mica potevo diventare il megafono di Amara. No, aspetti, non poteva, visto che lei si è reso conto che questi verbali gli erano stati dati in modo irrituale, non poteva dire al dottor Savigo, anziché distruggerli, tienteli, guarda, non sono irricevibili, se sono irricevibili te li restituisco. Non ha pensato di restituirli? Guardi, il rapporto col dottor Davigo era veramente buono. Io mi trovai in difficoltà, l'ho detto già anche al procuratore della Repubblica con queste cose qui, ma quando lui mi disse che se ne occupava la procura generale, ne sarebbe occupata la procura generale, io a quel punto mi dispiaceva anche offenderlo, sinceramente, non volevo mancargli di rispetto, e erano copie. Quando lui li scorreva molto velocemente, io non vidi nemmeno una firma, erano solamente una copia stampata da una chiavetta. Per cui io ritengo, l'autorità giudiziaria lo sa, non li posso ricevere perché sono irrituali, possono contenere delle calunnie, se li tengo che poi nella mia stanza non ci sono posti segreti, per cui è accessibile a tutti, cioè io oggettivamente, Presidente, le istituzioni, il Consiglio andava difeso da qualsiasi cosa. Lei si deve mettere, era molto più semplice. Era perché non gliela restituiti? Sono irricevibili, dice guarda, io queste cose non posso ricevere, per quello ho fatto l'esempio sì, ma ho capito di Diego Curtò, cioè mi chiedevo se lei, una volta che è rimasto solo con questi verbali, abbia avuto un po' l'impressione che poteva essere, il fatto di trattenerli poteva essere anche una questione, erano verbali che sfruttavano, ecco, lei poteva anche metterli in un cassetto, ma tanto irricevibili, appunto, e non l'ho fatto. E perché li ha distrutti? L'ho distrutti perché è come se uno volesse liberarsi di una cosa imbarazzante. Mi volevo liberare da una cosa che non sapevo se era piena di calunnie, e che se qualcuno l'avesse trovata, mi volevo liberare di un fatto che conteneva, metta ipotesi che Arditi e Mancinetti all'epoca fossero stati iscritti, allora sì, veramente era una rivelazione anche di un'indagine in corso, quindi dovevo tutelare il Consiglio da delle situazioni che oggettivamente non c'entravano nulla col Consiglio e che avrebbero portato ancora ulteriore discredito sul Consiglio, per cui, ritenendo di essere io insieme al procuratore Salvi gli unici a conoscenza della cosa, nel momento in cui Salvi lo sapeva io ero iper tranquillo, perché sotto l'aspetto amministrativo non potevo fare niente, sotto l'aspetto giurisdizionale c'era il procuratore Salvi, per me la cosa non aveva senso che io, ma si rende conto se fossero uscite dalla mia stanza io poi è stata una riflessione, l'ha visto quando ci sono le cose che le rifletti al momento, così queste cose escono poi faccio un danno incalcolabile. Ecco perché guardi, io ovviamente ignoriamo i funzionamenti, i meccanismi del CSM, per noi il CSM è un mondo lontano, lo era anche per me fino a 4 anni fa. Però stavo pensando a quello che ha fatto il consigliere Di Matteo. Di Matteo lo riceve
Ma c'era una lettera in cui si accusava il procuratore Greco lì. Questo non... Però lui poi ne ha parlato pubblicamente con tutti, cioè non è che ha distrutto questo plico ricevuto. Ma ripeto, ma era allegata da una lettera in cui si faceva un'accusa specifica. Era una cosa un po' diversa. Vabbè. Domande? Spero di non averle portato via qualche domanda, avvocato. Se l'ho fatto me ne scuso in anticipo. Ci mancherebbe, Presidente. Avvocato Redici, buongiorno Presidente. Solo alcune precisazioni. A proposito delle doglianze manifestate dal dottor Ardita in quella riunione informale di tutti i componenti del Consiglio Superiore, circa la presa di distanza di alcuni consiglieri da lui, il dottor Ardita fece qualche riferimento specifico alla infondatezza delle ragioni per cui qualcuno aveva preso le distanze da lui? Sì, lui si lamentò del fatto che ciò che veniva ipotizzato era tutto falso. Guardi, in modo da poter lei spiegare nel modo più chiaro possibile, leggo ai sensi dell'articolo 500, Presidente, il verbale di sommaria informazione del 21 giugno del 2021, reso dal Presidente Ermini. Ardita prese la parola, proseguo, si lamentò del fatto che qualcuno potesse aver creduto a delle dichiarazioni calunniose, addirittura togliendogli il saluto. Confermo. È questo il senso, quindi sì. Esplicitò lì l'ho detto al Presidente che si trattava di dichiarazioni calunniose. Sì, lui disse che erano calunniose e che si lamentava del fatto che qualche consigliere avesse potuto credere a queste cose, prendendo le distanze un po' da lui. E allorché lei in quella sede apprese che altri componenti del Consiglio Superiore avevano ricevuto quelle informazioni, queste persone riferirono da chi le avevano ricevute quelle informazioni? Adesso tutte non mi ricordo, ma qualcuno disse che ne aveva parlato con il consigliere Davigo. E ad esempio però adesso sinceramente non mi ricordo. Lei all'inizio della deposizione ha detto: io avevo conosciuto Amara all'inizio come personaggio, all'inizio della mia attività al Consiglio Superiore. Il nome avevo conosciuto. Sì. Aveva conosciuto come personaggio, non personalmente. Certo. No, perché la domanda no, l'aveva riferito poco fa. Sì. Naturalmente Amara non era e non è un magistrato, e quindi le chiedo, perché c'è una domanda poi successiva, aveva conosciuto la persona di Amara in relazione alla posizione di qualche magistrato che era valutata dal Consiglio Superiore, e in particolar modo di qualche magistrato della Procura di Siracusa? Sì, io ho scoperto il nome d'Amara sul fatto del caso Siracusa, degli 11 pubblici ministeri, tutto il problema. Per intenderci, del dottor Longo? Sì, del dottor Longo, sì. Bene, sì. Le chiedo, quella vicenda lei nella sua qualità apprese che era stata oggetto di un procedimento penale trattato dalla Procura di Messina? Ora, se era trattato dalla Procura di Messina non me lo ricordo, che era stato oggetto di procedimento penale, sì. E apprese se al momento in cui c'erano le indagini sul dottor Longo che riguardavano la vicenda Amara, il dottor Ardita avesse un ruolo alla Procura di Messina? Sì. Quale ruolo aveva? Credo fosse sostituto o aggiunto, adesso non mi ricordo. Senta, il Consiglio Superiore di cui lei è vicepresidente si è occupato, e in particolar modo a me interessa se ne sia occupato il dottor Mancinetti, di un giudizio disciplinare riguardante altro magistrato legato all'avvocato Amara, cioè il dottor Maurizio Musco. Sì, se mi ricordo bene, non so se c'era anche il consigliere Davigo nel collegio, mi sembra di sì, perché facemmo la sentenza e Mancinetti penso fosse il relatore. E con la sentenza di cui è stato relatore il dottor Mancinetti, il dottor Musco è stato destituito dall'ordine giudiziario? È stato rimosso, sì. In precedenza
c'era stato già un giudizio disciplinare annullato dalla Cassazione in questa vicenda? Sono tutti atti documentali, quindi Sì, no, mi sembra che fosse stato assolto, però non vorrei sbagliare, Presidente. Mi sembra se se lo ricorda. Come? Se se lo ricorda. Mi sembra fosse stato assolto, ma vorrei sottolineare mi sembra. Va bene, solo un'ultima precisazione. Quando il consigliere Davigo le fece riferimento alle informazioni sulla presunta loggia occulta, le fece riferimento ai nomi del dottor Giovanni Canzio e della dottoressa Lidia Pomodoro? Avremmo preferito che i nominativi coinvolti non fossero citati in udienza, se non laddove fosse stato strettamente necessario. Sì, Presidente, siccome io conosco... No, però ecco, le spiego il se motivo. ha una finalità, per carità, avvocato, però... la finalità attiene a delle dichiarazioni rese dall'imputato in udienza preliminare su quei nomi. Sì. Solo per questo la devo Va bene, fare, allora la altrimenti faccio. non avrei avuto nessun interesse. Allora la faccio. Ecco, mi raccomando, non coinvolgiamo, è solo c'è questo. un'indagine in corso in un'altra sede, non No, coinvolgiamo. ma non attiene Siamo prudenti al merito. Sì. Ricorda se le Sì, fece... perché sono nomi noti, quindi sì. Quindi nel prospettarle quello che aveva appreso le fece anche questi due nomi. Sì. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente. Senta, solo un chiarimento sulla domanda dell'avvocato. Si parlava di Siracusa e del dottor Ardita e di Amara, ma il dottor Ardita, che si sappia, si era occupato direttamente di Amara, in modo che fa la domanda, perché mi sa, sembra... se io ho... Ora io Se voglio togliermi qualche sassolino nelle scarpe, posso fare anche, buttarci anche un nome così, di uno che mi sta anche antipatico, no? Sembra Credo che fosse questa poi la finalità della domanda. Ho capito, la certezza non ce l'ho, però che Ardita abbia avuto qualcosa a che fare con Amara l'ho sentito dire, o direttamente da Ardita o da qualcuno al Consiglio, però quali fossero i ruoli, quali fossero nell'indagine particolare, legittimamente non lo so. Sì, senta, torno a quella frase del dottor Davigo che mi ha un po' colpito, no? Del fatto appunto che un massone dormiente rimane sempre un massone, perché insomma è una frase abbastanza pesante. Ma di fronte a questa frase, va bene, che lei diceva, ma insomma mi sembra strano che il dottor Ardita, lei non ha chiesto qualcosa in più al dottor Davigo, perché come se il dottor Davigo le avesse confermato che secondo lui, poi siccome erano anche molti amici, magari aveva qualche informazione di più. No, ma all'epoca erano già incontrati. Lei non gli ha detto, ma scusa, ma su Ardita tu sai qualcosa che io non so, non gliel'ha chiesto questo? No, lei ha semplicemente sentito questa frase che l'ha colpita, immagino. Sì, però poi l'ha lasciata, ma è una cosa che l'ha lasciata con il cadere. consigliere Davigo, però sinceramente, siccome abbiamo parlavamo, abbiamo un rapporto buono, siamo stati anche in vacanza 2 giorni, quindi insomma avevo un rapporto buono con Davigo, quindi io ho sempre detto che io non ero massone eccetera, e questa frase sui massoni che vanno in sonno non era me l'ha detta quella volta, ma così è una frase che diceva un po', è una frase che diceva che ha in bocca spesso il dottor Davigo. sì. Va bene.